Siamo quindi qui per denunciare ciò che abbiamo visto. Abbiamo visto i corpi dei bambini straziati, gli arti amputati, i proiettili conficcati nel cuore e nel cervello, come attestato da numerosi medici internazionali in servizio a Gaza. Non rimanere indifferenti e assuefatti davanti alla violenza e ai crimini, ma denunciare, anche con un piccolo e simbolico gesto, come lo definiscono loro, lo sdegno di quello che sta avvenendo tutti i giorni in Medio Oriente. Oltre a un centinaio di docenti del liceo Duca degli Abruzzi e degli insegnanti di pace della Castellana, ha consegnato una lettera alla Questura di Treviso perché si faccia portavoce presso il governo nazionale di un'istanza di rispetto del diritto internazionale e di quello umanitario e faccia arrivare gli aiuti nella striscia di Gaza, oltre a fermare le atrocità. Nulla giustifica la distruzione completa di un territorio, delle sue infrastrutture, dei campi coltivati, delle case, delle università e delle scuole, fino a rendere impossibile la vita in quell'ambiente. Nulla giustifica il bombardamento e la distruzione degli ospedali e del personale sanitario, anche in presenza di obiettivi militari. Nulla giustifica il blocco degli aiuti internazionali, la diffusione della fame e l'incarcerazione di chi cerca di superare questo blocco per portare cibo o medicine a Gaza, muovendosi in acque internazionali o in paesi limitrofi. Nulla giustifica lo spostamento forzato di una popolazione dal territorio in cui vive. Un gesto che non cambierà le cose, forse, ma che si rende necessario perché il silenzio sarebbe complice. Quando l'intellettuale non ha più armi, non ci resta altro che leggere un testo e fare una denuncia, ma non sappiamo davvero capire questa cattiveria diffusa in questo momento. Chiaramente il Questore di Treviso non ha potere giurisdizionale su quello che sta accadendo in Israele e in Palestina, però quello che chiediamo è che le autorità italiane che sono rappresentate qui dalla Questura si facciano carico di questa richiesta, questo è quello che vorremmo.